Buongiorno a tutti e ben ritrovate e ritrovati in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Fraser Loughlin. Fraser è uno scrittore scozzese che ha scritto già 2 libri ispirati alla sua esperienza di vita di oltre 20 anni in Sardegna, ma è anche uno psicologo, un ricercatore, un insegnante di matematica, musicista, oltre a essere anche marito e padre di famiglia. Insomma, e tante cose. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! A Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Ciao Francesco! Ciao carissimo! Come stai? Bene, bene. Da un sacco che non ci vediamo. Sì, da un po' di tempo, vero? Devi metterti questo. Ok. Aspetta, Lo fai tu. È caldo? No, lo posso togliere, sì. No, Vabbè. tra un po'. Dentro la macchina non ho caldo. Si sta bene. Si sta bene. Va bene, dai. Come stai? Dai, bene. Diciamo bene. Bene perché Sì, siamo vivi magari. Bravo. Soprattutto Ogni in questo tanto devo periodo. ricordarcelo. Quando c'è un detto che quando ti svegli e c'è un dolore vuol dire che sei vivo e quindi stai bene alla nostra età. Ecco. Allora, quanti Sì. anni hai tu che non me lo ricordo? Ah, quanti anni ho? Sì? 53. 53, sei un giovincello. No, giovane no. Rispetto a me sei un giovincello. Vabbè. Io Sì. ne ho forse così 10 più di te. No, ma non li dimostri. Vabbè. Non li dimostri Ma per niente. Me Francesco. li sento addosso. No, Me li sento un po'. dai, non è possibile. Comunque, non dobbiamo parlare di me. Allora, grazie per essere ovviamente No, intervenuto. grazie dell'invito. No, Grazie ma è un mille. piacere, cioè per me è anche un onore, perché comunque Sì. ti ho sempre, ti stimo, aiuto, non mi schianto, cavoli. faccio anche incidenti in diretta. No, vabbè, a parte che sei una persona meravigliosa. Noi siamo conosciuti perché avevamo figlia e figlio, compagni Sì. di classe, Sì. quindi facciamo qualche spoilerino. Sì, sì, premessa sì. importantissima. Dimmi. Faccio rec stop, non faccio montaggio, quindi evita quindi? di dire cose che non vuoi che si sappiano. Ah, ok. Ok, quindi è un po' di... Quindi Non c'è- non fai, nel senso non fai editing, no? E No. quindi io devo stare molto attento. Abbastanza, no, vabbè, tranquillo, rilassato, no, però certo, se dovessi certo. capitare qualcosa, ma Sì, proprio sì, veramente sì. di compromettente, lo Va taglio. bene, va Nel senso bene. che non è è un format, è un progetto dove mi piace la chiacchierata autentica, Sì? fluida. Fluida, ok. Eh, Ho visto, un'oretta. perché ho visto un Hai po' di visto qualcosa? puntate. Cosa hai sì. visto? Quali hai Oh, visto? ho visto Margherita, ovviamente. Margherita, mia figlia, che era Sì, perché accompagnata. questo è il spoiler, no? Si Ho può già fare. detto. No, esiste. Come perché ci è pubblicato. conosciamo, come ci conosciamo. Sì, per quello. siamo così. E quindi niente, quindi stai attento a quello che dici, ma non importa, non c'è problema. Quindi, Ok. classe 1976. Io? No, 72. Io. 72, 72, ho 50, no, non è che, sì, ho 53 anni. 3, ne fai 54. Fra poco ho 54. Quando li compi? mese Questo sei? mese, questo è marzo, giusto? Sì, cavoli. Quindi forse dovevo dire la verità che non ho compiuto ancora, quindi ho 53. 53, è giusto. Sì, Quindi sei fra di marzo, poco. che giorno? È 27. Quindi non sei più pesci, sei Sì, Ariete. Ariete. Mamma mia! Perché è un problema. Oh, non è un problema, è un Perché? segno bello tosto. Bello tosto. Bello tosto. Comunque, Ah, tu credi in queste cose, sì. ma tu. più che credere, vabbè, Secondo te c'è qualche significato? ma qualcosina, c'è molte coincidenze, sono troppe coincidenze per cui capita che fra persone con lo stesso segno le caratteristiche siano molto aderenti. Poi non c'è niente di scientifico. Ecco, tu sei uno scienziato, mi sa, tu sei molto sì. legato alla scienza. Sì, vero? sì, molto. Sì, infatti. Quindi per te astrologia, spiritualità, tutte cose che No, però Ah. vabbè, non vuol dire che un scienziato non crede in queste cose, nel senso,
Dipende, secondo me dipende l'astrologia- dalla persona. Certo, ma l'astrologia non è una scienza esatta, è una Sì, scienza, sì, esatto. cioè non è manco una scienza Esatto, forse, non esatto. so come potremmo definirla, però comunque ci sono dietro studi. Se mi sente qualcuno mi banna. Anche due persone che ho intervistato che erano molto appassionate di tarocchi, numerologia, quindi Ok. a me piace tutto, io ascolto No, tutto. io sono aperto a tutto, Francesco, veramente. Non è che io chiudo la mente alle cose solo perché non lo so. Non ci sono le prove. Esatto, no, io sono aperto a tutto, quindi sì, forse c'è qualcosa. A parte che sì, è un segno, come dici tu, un po'. Tosto? Duro? Non lo so, sì, forse sì. Diciamo, come ti definisci tu? Persona? Io come secondo dire, me è una rigorosa, persona, aperta? sì, affettuoso, Affettuoso. aperto, sì. Ottimista? Oh? Ottimista? Ottimista. Ottimista, sì. Ottimista. Sì, positivo. Positivo, Sì, molto. sì. Sempre stato solare, allegro. Sì. Io mi descrivo così. Penso che anche quelli che mi conoscono Beh, sì, sei direbbero anche che sono così. così. Quindi, nasci In Scozia, In a Scozia? Kilmarnock, è la mia città natale, che A chi? Kilmarnock è vicino Glasgow, Ok. è 30 km, 30-32 km da Glasgow, che è la città più grande della importante, Scozia. Sì, e Glasgow è più grande di Edimburgo, anche se Edimburgo è la città più Capitale, sì, cioè. capitale, dove c'è il Parlamento, c'è tutta la C'è storia, quindi è più conosciuta Edimburgo ovviamente rispetto a Glasgow, però Glasgow è il doppio, che è quasi 1 milione di persone, È più grande come popolazione. più grande di più popolazione, grande, sì, ok. più grande. Glasgow, perché cos'era nota? Era una cittadina È industriale? molto o no? industriale, sì, Vero, mi sì, ricordavo molto questo. industriale, molto, allora, era molto c'è un fiume, che è il River Clyde, che va Ma è lo stesso di Edimburgo? no, non così lontano, no, dalla città di Glasgow verso la costa ovest della ok, Scozia, ok. però lì avevano per anni e anni una grande industria di fabbriche di barche. Ah, ok. Famose di tutto il mondo. Di tutto il mondo? Sì, si facevano tutto. Ma facevano marche mercantili? Sì, Ah. grandi, vabbè, di ogni dimensione, però sì. Quindi i Quelle cantieri più navali, la importanti, cosa più importante sono i cantieri anche navali. quelle della regina, non lo so, Mhm. Queen Elizabeth. Tutte quelle barche importanti, Le hanno fatte grandi, là. hanno fatto lì. Però sì, è una città molto industriale. E il paese natale, quindi tu È nasci... vicino, è lì vicino. È lì vicino. È lì vicino, quindi Glasgow, quando sono cresciuto, era la città per me come per te Cagliari, per dire, Ah, non lo ok. so, un paragone. Ok. Solo che dopo che ho studiato a Glasgow, anche ho fatto Cosa hai l'università. studiato? Allora, prima laurea ho fatto una cosa strana, perché ho fatto psicologia e matematica insieme. Ma che pazzesca! Sì, una cosa pazzesca. Che fate solo voi forse? Sì, non lo so. Infatti, io ti ho presentato, ok, ho detto appunto grazie. 2 o 3 cose, ho detto che sei Sì. uno scrittore che che si è ispirato alla sua vita quasi oltre ventennale in Sardegna, quindi Sì. i 2 libri che hai scritto hanno lo stesso titolo per il primo e il secondo volume, quindi è Uno Praticamente scozzese in Sardegna, l'uno e il secondo? uno scozzese in Sardegna numero 2, sono ancora qui. Ah, sono ancora qui, è vero, è vero. Sì, Come sì. sei ancora qui? Perché te ne vorresti andare? No, Hai passato ormai basta, no, Francesco, ormai dopo tutti questi anni non penso, anche se adesso c'è mia figlia, non so se ti ricordi Leda, perché certo, lei Leda. è sorellina di Siro. Dove è andata? E lei è andata a Glasgow per Ma stai l'università. scherzando? No, è iniziato a All'università? settembre, sì. Lei ha Aspetta, sì, 19 anni. Ha 19 anni. E E quindi Siro ne ha 23 Siro, come Margherita. Siro come Margherita compierà 23 a dicembre, però E lui è giocatore di football americano in America. in America. Pazzesco. Sì, ha giocato per i Crusaders di Cagliari. Si è formato qui, quindi lui. Sì, e c'era un coach americano della l'ha squadra visto? che lui ha detto: guarda, quando aveva tipo 17-18 anni,
sei bravo, sai che potresti anche vincere una borsa di studio negli Stati Uniti. E così è successo. È così successo, quindi Che è bello, andato lì. Come sta lì? Come si trova? No, bene, bene. Ha avuto prima esperienza, era vicino a Kansas City, proprio nel mezzo dell'America, degli Stati Uniti, e diciamo che non era granché, non era tutto contento, però ha cercato un'altra borsa di studio in California. Ah, ok. È andato lì, vicino a San Francisco, contentissimo, è andato molto bene, però era per 2 anni, quindi adesso infatti è un periodo che sta cercando di trasferire di nuovo da quello dove era in un altro, per finire la laurea praticamente. E in cosa si sta laureando? Sta facendo una cosa, kinesiologia si chiama, quindi sì, anche io posso dire kinesiologia. Kinesiology è la parola in inglese, che vuol dire il movimento, il corpo. Ah, kinesiologo, Sì, ma è roba di bravo. medicina, quindi. È una cosa, vabbè, non sei medico, però dopo che fai questo corso Non è tipo potresti... fisioterapia, no, non c'entra nulla. Non è che non c'entra nulla, però... Fai uno che cura o che fa... Sì, per capire pratiche, per aiutare le persone, per non so come devono fare certi movimenti di Ma esercizi anche di fare o traumi in quel senso? No, perché penso fa football americano, sembra che stia prendendo una laurea per il postumi da esercizi da lavoro sportivo. Certo, Dio. non lo so, o potrebbe anche fare medico dopo questo corso, non lo so. Come Lui è appassionato a quello? Stiamo parlando di altro, non di lui, però mi piace questa cosa del fatto che i figli stanno un po', sono il nostro, come dire, non la cartina tornasole, però sono il nostro, l'altra faccia della nostra medaglia, no? Francesco, sì. Quindi, no, certo. La cosa bella è che lui dalla Scozia viene in Sardegna, i figli se ne vanno via, quindi c'è un via vai pazzesco. Sì, una cosa, Siro è nato lì in Scozia, ma anche Leda è nata lì, però aveva 2 anni e mezzo, 3 anni quando siamo venuti. Sono nati lì, i tuoi figli e siete quelli 2, poi c'è Evan, il piccolino, che è nato qui. Lui è l'unico che è nato qui. In Sardegna, anzi fa ridere un po' perché dei noi 5 lui è l'unico, perché Serena è nata in Puglia, perché Serena, il papà era nella Marina Militare. Sì, e lui è sardo, il mio suocero è sardo completamente 100%, però è andato lì per lavorare per la base della Marina. È nata Serena lì in Puglia, quindi l'unico... Quindi nemmeno Serena è nata in Sardegna. Vabbè, è cresciuta praticamente. Cresciuta qua, sì. Quindi lui è l'unico... Quindi piccolino, che quando era proprio piccolino aveva questi capelli ricci biondi, così non sembrava sardo per niente, però è proprio l'unico della famiglia nato qua. Vabbè, adesso chiudiamo con lui, cosa fa lui, cosa sta facendo? Il piccolino? Perché il piccolo è grande. 16 anni adesso, appena compiuto. Wow. Lui studia al Pacinotti, poi fa conservatorio, fa composizione. Sì. Perché sei anche musicista, vero? Sì, io quanti strumenti anche suoni? Allora, io ho iniziato con il pianoforte come tanti, poi quando avevo 14 anni ero alla scuola superiore in Scozia e da noi non è come voi qui che uno proprio deve studiare uno strumento tipo al conservatorio. Esatto. Sì. Alla scuola superiore c'è l'opportunità di studiare qualunque strumento. Che bello. Sì, come contemporaneamente voi. Anche. Oppure... Quando sei a scuola, una scuola normale, come non lo so. No, contemporaneamente che puoi studiare più di uno. Sì, no, vabbè, non per quello. Il punto è che ti danno la scuola lo strumento e fai lezioni lì a scuola. Certo. E poi c'è un'orchestra che è parte della scuola con tutti gli strumenti, quindi c'è questa possibilità che secondo me è bello. Ogni scuola superiore aveva un'orchestra, un band, e tu scegli quello che lo strumento che volevi fare. E io
dopo che io ho suonato un po' il pianoforte ho scelto il sassofono. Il sassofono. Sassofono, quindi ho suonato il sassofono per tutti gli anni della scuola superiore, però il punto è che quando finisce la scuola devi restituire. Il sassofono è uno strumento un po' costoso. Bravo, e quindi l'ho lasciato per anni, Francesco, perché stavo studiando, non avevo i soldi, sì, perché costa molto. Per il mio 50°, che ormai stiamo parlando di quasi 4 anni fa, Serena mi ha regalato una sorpresa, non sapevo niente, perché io ho sempre detto, guarda, sarebbe bello tornare di nuovo a suonare il sassofono. Mi ha presentato. Tu non l'hai più suonato da allora? Da avere 18 anni fino a 50 anni non ho... Cioè non l'hai manco sfiorato, non l'hai mai toccato? No, perché non lo so, sai perché? Ho iniziato con la chitarra quando all'università, perché si può comprare una chitarra per pochi soldi. Quindi ho iniziato con le chitarre, ho suonato la chitarra, sono venuto qui, mi sono trovato con un gruppo di ragazzi irlandesi e suoniamo insieme. La presentazione dei libri. Sì, è vero. Quando faccio le presentazioni dei libri suoniamo insieme. E quel tipo di musica è un po' tradizionale, un po' così, quindi è più adattato alla chitarra invece del tipo il sassofono, solo che mi piacerebbe molto anche suonare il sassofono, quindi sto facendo, sì, no, l'ho ripreso, ho fatto anche lezioni private per riprendermi un po' e adesso stiamo cercando di introdurre il sassofono nella musica che facciamo, sì. Sarà un po' strano, però si può fare, almeno un paio di brani si può fare. Bene, sono contento. E quindi questo è un'altra cosa, quindi chitarra, tastiera, pianoforte e anche sassofono, diciamo. E quindi torniamo indietro, tu vieni, vabbè, poi cosa succede dopo che fai l'università? Ti iscrivi a Bugia, hai fatto la prima, hai detto prima laurea. Prima laurea psicologia e matematica, poi sono andato in Inghilterra per fare un dottorato di ricerca nel campo di psicologia dello sviluppo o dei bambini, non lo so, sviluppo dei bambini. È giusto, psicologia dello sviluppo, sì. Dove ho conosciuto Serena, perché Serena è venuta dalla Sardegna con Erasmus, con un gruppo di ragazze da Cagliari. Ed era nella stessa facoltà? Sì, esattamente, e ci siamo conosciuti e poi da quel punto in poi. Che subito venite in Sardegna? No, allora lei è venuta per 6 mesi perché si fa così, Erasmus, tornata in Sardegna per laurearsi. Io ho finito il mio dottorato, dopo che lei si è laureata si è trasferita in Regno Unito e da questo punto io sono tornato a lavorare a Edimburgo, quindi abitavamo a Edimburgo per 10 anni. È nato Siro e lei da Edimburgo. Sì, abbiamo fatto 10 anni e questa è la cosa bella, dico, che non è che Serena ha detto dopo 1 anno, 2 anni, basta, voglio tornare. 10 anni abbiamo vissuto a Edimburgo. Bene? Bene, molto bene. Lei stava lavorando bene. Dire voglio tornare, lei non ce la faccio più. Eravamo contenti, solo che la verità che, allora, principalmente direi che il clima per lei durante l'inverno molto pesante, e a quel punto della mia vita io avevo problemi di capirla proprio bene, perché io non avevo vissuto qui confronto. A quel punto. Adesso lo capisco, posso capire, infatti per me sarebbe una tragedia tornare a vivere in Scozia, perché sono abituato, mi piace. Allora, la verità, Francesco, luglio-agosto pesante per me, io devo per forza scappare al nord Europa per un bel po'. Te ne vai ogni volta? Sì, quando c'era ancora mia mamma, purtroppo non c'è C'è più. Ancora tuo babbo? No, mio babbo è morto in 2013. Mia mamma 3 anni fa, un po' più di 3 anni fa. Quindi non hai più la scusa di andare a trovare la tua famiglia? O c'è adesso c'è Leda, però. Leda, lei studia lì e rimane lì, sì, giusto? Quindi Leda sta studiando, vabbè, torna per l'estate, forse per lavorare qui o vedere gli amici. Però
per dire, lei si è stabilita lì in Scozia, che è una bella scusa, infatti sono già andato 2 o 3 volte a trovarla. Ok. No, è bella questa cosa. C'è mio fratello Giusto, vive a fratello. Kilmarnock, dove sono cresciuto, vicino alla casa dei miei genitori, lui è lì. Cugini, capito? Quindi ho ancora famiglia lì, vado a trovare. Ok, quindi siete rimasti 10 anni là e poi cosa è successo? Sì, poi io racconto nel libro, all'inizio del primo Se libro. volete vi leggete il libro, uguale, Sì, però. sì, quello è vero. O almeno leggere le recensioni, che sono belle recensioni, lo so, soprattutto su Amazon, del libro che ho ormai più di 100. Lo sei autopubblicato? Era autopubblicato. L'hai autopubblicato? Sì, perché vabbè, non è facile trovare una No, casa è impossibile. editrice. Poi libri del genere non li pubblica più, cioè non è che non li pubblica più nessuno, le case editrici sono talmente chiuse, cioè quelle famose devi avere Quello sì, c'è un giro molto sì, potente, sì. perché deve avere un senso, che ne so, devi essere un personaggio famoso, devi avere un ambiente in cui vivi o lavori importante, cioè, ma varie cose. Questi libri che sono poi dei bei prodotti simpatici, però hanno un senso soprattutto per, come dire, per il tuo in particolare è l'esperienza di uno scozzese in Sardegna, cioè lo capiamo noi, secondo me. Infatti ho avuto molto successo qui in Sardegna, certo vende bene, faccio queste presentazioni come sai tu ogni paio di mesi con la musica, con il lettore del libro. Vende bene, io sono contento, anche ci sono le librerie qui a Cagliari, quelle indipendenti, che loro lo mettono a disposizione. Okay. Sì, ma lo gestisci tu però, cioè compri le copie e le dai a loro. Io vado lì a portarli i libri, però loro lo vendono loro tranquillamente e lo vendono, cioè ogni tanto torno, allora quanto avete venduto? Sì, abbiamo venduto una ventina, vabbè, guarda, ci sono. È divertente. Quindi però. così va bene, ovviamente sarebbe carino avere con una casa editrice, però io non mi lamento. La cosa bella è che io ho lasciato una copia del libro nel reception dell'Unione Sarda, quando è uscito il primo libro. Ha preso uno che fa le recensioni delle pagine della cultura. E ha fatto... So chi è? Ah sì? Probabile, non lo so, però vabbè. Comunque hanno scritto una bella recensione, pubblicato nella Unione Sarda. Ma tu l'hai lasciato lì per caso o con lo scopo di lasciarlo? Sì, ho lasciato, allora ho chiesto perché c'era una collega che era giornalista che ho conosciuto e ho chiesto a lei perché sapeva che lei ogni tanto scriveva relazioni di certe cose, non recensioni dei libri, però altre cose di cultura, articoli. Okay. Sì, esatto. Ho chiesto a questa collega, allora io ho scritto questo libro, come potrei, non so, farlo conoscere a voi? E lei mi ha detto, allora lascia con questo nome, bla bla bla, nel reception, dicendo che se possibile se potrebbero scrivere una recensione. Infatti l'hanno fatto, e anche era una bella recensione che una pagina magari. Sì, una pagina, però hanno scritto in maniera positiva, che era divertente, che faceva ridere. Perché io ho scritto per far ridere, Francesco. Sì, no, ma è un libro ironico, comunque parla di tante situazioni in cui ti sei trovato, il fatto che hai capito la cultura nostra, per sottolineare le differenze, ma in maniera divertente, certo, non per criticare qui o criticare la Scozia, era per far ridere un po'. Ma abbiamo, tra sardi e scozzesi, abbiamo qualcosa in comune? Secondo me tante cose. Tante cose. Pur essendo così due popoli particolari, molto forte, con un'identità molto forte, molto orgoglioso, nonostante che siamo stati conquistati da un altro popolo, qui in Sardegna, come sappiamo, Francesco, da tante volte, da tanti diversi popoli purtroppo, tante volte. Noi in Scozia ovviamente dagli inglesi. Dagli inglesi, che sono... Ma solo dagli inglesi o anche altre? Popolazioni germaniche non sono mai arrivate? Allora, come si dice, Vikings, anche vichinghi che sono venuti, sono arrivati in Scozia. E poi eravamo indipendenti per tanti anni, poi gli inglesi, questi
Vabbè, il problema con l'Inghilterra, l'Inghilterra che loro immaginare. Sono venuti in tutto il mondo, ma anche bravo. quello più vicino c'eravamo noi. Più appetibili. Sì. Irlandesi, Scozia, gallesi anche in Galles, che è un Galles, sì. Quindi dicevi ci sono delle affinità fra noi e voi? Sì, secondo me è quello, e poi non lo so, ci sono cose allora, una cosa che fa ridere un po' che il personaggio nei Simpson originale, la versione originale in inglese, il bidello che fa il personaggio nei Simpson è scozzese. Quando hanno fatto la versione doppiato in italiano è sardo. È sardo. Non lo sapevi? Un caso quello? No. Sì, è sardo. Ma è un caso proprio voluto. Non lo so. Hanno fatto così. Pazzesco. Quindi questo fa ridere. Ma anche se tu pensi all'esempio del launeddas come strumento musicale, la cornamusa, cioè. Come la cornamusa, solo che tecnica. Ci sono le guance ovviamente per launeddas. Invece lì c'è il mantice. C'è il sacco, c'è il mantice, non si chiama mantice? Sì, Vabbè. Forse è la parola giusta. Non lo so. La sacca, sì. Mi ricordavo così. Però lo strumento è di legno, Tutte e due hanno poi un suono, vabbè, forse la cornamusa è un po' più potente, probabilmente Forse fa un suono un po' più potente, la launeddas devi tirare fuori il fiato, cioè non devi è facile, gonfiare, no? non è facile. L'hai mai vista dal vivo? L'hai mai sentita dal vivo? Sì, tante volte. C'è Cugine di Serena, è uno dei più famosi in Sardegna. Ma dai! Sì, anzi papà. Che bello! Lo zio di Serena, che suonava anche con Luigi Lai, quelli di San Vito. Certo. Allora il cugino è morto, lo zio di Serena, però il figlio dello zio, che è cugino di Serena, Gianfranco Meloni, lui è molto conosciuto, che è viaggiato in tutto il mondo con un gruppo di launeddas. Anzi, c'era una volta, lui si è trovato in Scozia per un festival di musica folcloristica con il gruppo con i launeddas, e noi eravamo lì in vacanza, quindi siamo andati a vederlo. Certo. Però lui è andato anche in altri posti del mondo. E a te non è mai capitata l'idea, la curiosità di suonarla, di provarla, di imparare? Sì. Però secondo me è molto difficile. Immagino tu lo che suoni, sia. no? Che cosa? No, ma sei matto. No. A parte che non ho polmoni, già io non ho fiato per fare ginnastica, figurati per suonare il launeddas. No, mi ha sempre affascinato il sassofono, è proprio lo strumento che più mi ha... Sì, di brutto. Ho provato a suonare la tromba, ho imparato a fare il pernacchio, però il sassofono mi appassionava perché quando ero piccolino, avevo 4, 5, 6 anni, non mi ricordo, mio babbo era appassionato di musica, quindi aveva dischi, musica classica, e io adoravo Fausto Papetti. Fausto Papetti è uno dei più importanti musicisti di sax italiani degli anni 60-70. Cioè, non è conosciuto a livello popolare perché non è non è un musicista, però è uno dei più importanti italiani, sassofonista che ha creato anche un genere suo, è un genere un po' romantico, new romance, cioè non è jazz, e poi faceva assoli col sassofono, solo sassofono, magari anche orchestra, però Fausto Papetti vai a cercartelo un giorno se ne hai voglia e senti magari i suoi brani, e poi faceva moltissimi, come si dice quando si rifà un brano, remake, no? Sì, potrebbe un remake, il remake dei brani più famosi. Sì, ho capito. Ha pubblicato decine di dischi, molto, che bello. Allora era molto conosciuto, e quindi sentire lui, questo sassofono mi aveva proprio preso tantissimo. Poi non l'ho mai provato, cioè l'ho provato una volta, ma non è uscito nulla. Però poi c'è Paolo Fregiu, no? Lui ha la tromba Paolo Fregiu. Sì, più la tromba. Però se non sbaglio fa anche il sassofono, forse non l'ha mai fatto. Poi lui ha una cornetta, mi sembra, addirittura c'è una molto particolare. Però sempre musica jazz. Lui sì. Vabbè, quindi hai imparato a suonare il sassofono, eri 10 anni in Scozia, e com'è che torni qua? Sì. Che venite qua? Quindi non ti mollo,
Sì, bravo, mi bravo. Allora, e infatti stavo dicendo che questo è nel libro, è l'inizio del libro, che è praticamente un giorno di novembre, perché mi ricordo ancora il giorno, grigio, piovoso, ventoso, freddo. Come sempre durante l'inverno. Io mi sono alzato tranquillo con la mia vita, eravamo lì a Edimburgo, una bella casa, 2 bambine, la moglie. Sono andato a lavoro, un lavoro anche sereno. Tu un lavoro e lei un lavoro? Anche lei, stavamo benissimo. Sono uscito dal lavoro, tranquillo. Durante una riunione al lavoro ho ricevuto un SMS, no, pensi che ciò era 20 anni fa, quindi più di 20 anni fa. Quindi non c'era WhatsApp, c'era un SMS. Mi ricordo che era scritto anche in stampatello. Vuol dire che è urlato. Stava urlando. Stampatello maiuscolo, sì. Quello vuol dire. E c'era scritto ne ho abbastanza, voglio tornare a casa. E quindi è la prima cosa che il primo pensiero era, ma dov'era? Non è a casa, pensando di tornare a casa nostra a Edimburgo, no, casa intendeva. Certo. Voleva tornare. Ma senza avvisaglie, da un giorno all'altro. Vabbè, era un giorno che è colpita più. Così, dopo 10 anni, forse era, allora c'era il... Allora non ha mai detto nulla, non si è mai lamentato. Lei ha sempre detto che io ero sempre più disponibile di tornare in Sardegna, andare in Sardegna, e lei era quella che era, non lo so, più contenta di tutto non è lì. Il caso, stiamo qui. Esatto, stiamo lavorando bene, è più realista. Però forse, allora, io voglio dire che, e lei dice, che un parte di questo era che noi eravamo lì a Edimburgo, pensa che i miei genitori che c'erano ancora, però erano dall'altra parte della Scozia, ok? Un'ora e mezza in macchina, quindi non erano dietro l'angolo. Eravamo un po' soli, nel senso non c'era famiglia, con 2 bambini piccoli. Non era facile, Francesco. No. Quindi secondo me lei dice che c'è anche un parte di quello, che è venuta la sorella con il marito, con un bambino, quindi ha visto che anche la famiglia della sorella stava iniziando forse con i bambini, quindi i genitori che erano ancora ovviamente in Sardegna, quindi c'era anche secondo me un parte di quello di tornare a essere vicino alla sua famiglia, però c'è anche questa cosa del clima che lei ha avuto, perché è pesante, lei era dura, cioè non so se è una parola troppa, però era depressa, un po' depressa della depressione da ottobre fino a marzo-aprile, perché non vedeva e non vediamo il sole. Mamma mia. Sai che quei giornate che, anzi quest'anno è stato un po' particolare, dobbiamo dire. Avuto 2 mesi che non sono mai... C'è 20 anni qui, ricordati un periodo così. No, mai. Infatti, Francesco, sto dicendo io me li ricordavo quando ero piccolo. Infatti, quando ne parliamo, perdonami, ma faccio un break. Vai. Quando ne parliamo, quando tutti dicono quanto sta piovendo, io dico, ma vi ricordate negli anni 80, 70, 80, 90? Che pioveva anche per 2 mesi. Ah, sì. Poi dagli anni 90, 2000, 2010 è cambiato il clima sicuramente. Sì. Non ha fatto più le piogge. A me mi ricordo mesi sotto la pioggia, un mese almeno sotto la pioggia. Sì, sì. Che si viveva normalmente, non esistevano le alluvioni, cioè non esistevano le strade allagate, sì. Pioveva e l'acqua defluiva. Sì. Non esisteva come si dice, il codice rosso, questa l'allerta meteo, ma quando mai? Cioè non è mai esistita, eppure pioveva tanto. Sì, qualcuno mi dirà, ma non è vero, non era così. Io me la ricordo così. Comunque, ok, quindi ovvio che quest'anno un po' il sole è stato un po' particolare, però resta tutti gli altri anni che sono stato qui, anche se gennaio, febbraio, dicembre, si esce e c'è il sole e c'è un cielo blu, che non c'è una nuvola per lì niente. Invece quanti mesi è grigio? Io direi da ottobre fino a marzo, sì, è tutto... Da ottobre fino a marzo? Sì, allora c'è una statistica che la gente non mi crede, però fra 365 giorni in Scozia ci sono 300 dove c'è almeno qualche pioggia. Almeno? Anche qualche pioggia, cioè piove
300 su 360. 300 su 365, mamma mia. Quindi Mamma mia. puoi immaginare, per Serena era difficile. Quindi, Però per 10 anni non hai mai visto una manifestazione forte di volontà di andare via, di non stare più lì? no. Ok. Infatti mi ha colpito questa cosa. Ne ho abbastanza. E poi ovviamente poi la domanda che mi sereno, si dice. Serena è così. E poi però la domanda che mi sono fatto era: ma io sono parte di questi piani di tornare in Sardegna? No, per scherzare, perché lei ha detto voglio tornare in casa. Tu hai pensato torna da solo, cioè se ne sta andando, mi molla. Non si sa mai, però fortunatamente sto scherzando, è una battuta. No, quindi da quel punto in poi abbiamo dovuto cambiato tutto. Cosa avete fatto? Come si organizza un rientro? Bella domanda. Perché Serena ha detto giustamente, non è che possiamo fare le valigie e andare così, perché c'erano già i due bambini, quindi avevamo ancora responsabilità, capito? Quindi lei, infatti, questo è come forte Serena, come complimenti a lei, perché lei ha detto no, io faccio un piano? No, scusa, come si dice? Un concorso, scusa. Un concorso? Sì, c'era un concorso per un lavoro nella regione Sardegna. Ah, giusto. Che era praticamente collegato sul lavoro in Scozia, perché lei era ricercatrice in Scozia? Sì, più un epidemiologa. Epidemiologa. Madonna, non riesco a parlare. Da quando sei entrato in macchina mi hai tolto. Queste parole difficili che io non ci riesco, ma neanche tu. Epidemiologia è la cosa. Vabbè, vai. Public health, sanità pubblica. Ok, perfetto. Va bene. Siamo capiti. Ci siamo. Epidemiologia, se non sbaglio. Ok. Giusto? Sì, ok. Sto dicendo male, però. No, va bene così, siamo capiti. Lei lavorava per il governo scozzese con questo lavoro, quindi praticamente analizzava statistiche per capire trend non lo so, come della salute, per la salute, per aiutare quelli nel governo per fare le scelte giuste, i per vaccini, queste cose qua, no? Sì, per diverse cose. Ok. Quindi lei faceva quello in Scozia, quindi c'era un bando, giusto? Perfetto, un bando. Concorso, e quindi io faccio questo concorso, questo è il piano, perché non possiamo andare lì senza che almeno uno di noi ha un buon lavoro, un lavoro ci vuole, uno fisso, cioè non possiamo andare lì, vabbè, si può, però avesse durato non tanto, cioè devi comunque crearti una base, ovviamente. Esatto. E quindi ha fatto un concorso, e come sai tu meglio di me come sono i concorsi qui, soprattutto per un lavoro alla regione, durava 18 mesi. Lo so. 18 mesi che c'era prima c'è l'esame con tutti 200-300 persone, poi c'è quello scritta, poi c'è quello orale, cioè durava una Ma vi siete trasferiti durante il concorso? No, lei ha preso voli da Edimburgo a Cagliari per fare ogni esame del quindi concorso. Ne ho abbastanza, tempo zero, sì. 18 mesi per venire qui. Sì, praticamente dalla decisione, forse 2 anni, anzi, da quel messaggio che ho ricevuto, da quando siamo proprio trasferite in Sardegna, forse c'era un periodo di 2 anni. 2 anni. Sì. Ma è dentro questi 10? Secondo me almeno 18 mesi. È dentro questi 10, quindi 8 anni prima aveva detto. Sì, no, scusa, anni. Sì, forse dopo 8 anni e mezzo, cioè, ok. Quindi sì, abbiamo vissuto 10 anni in tutto a Edimburgo. E quei 2 anni per organizzare il piano di evacuazione, cioè la fuga. E poi c'era arrivato il camion con questo super camion per per trasferire tutta la nostra roba da Edimburgo
a Cagliari. Cioè, Era una cosa pazzesca. via nave quindi ha fatto tutto. Sì, due navi, Due sì. navi, gommato, e ci ha messo 15 giorni almeno. Io non, vabbè, ho fatto una compagnia Un'agenzia di trasloco, un'agenzia. E sì. tu sei venuto qui Io? al buio? E allora, io ero fortunato perché lavoravo come un docente universitario lì in Di Scozia. psicologia? Sì, esattamente. E c'era forse esiste ancora, all'Università di Cagliari, esiste un Dipartimento? programma di visiting professor, fondi per avere un professore dall'estero per studiare o fare una ricerca qui a Cagliari, pagato da questi fondi. Quindi io ho fatto la domanda e ho vinto, prima per un anno, che ho fatto ho fatto una bella ricerca del bilinguismo di bambini di Dorgali che parlavano sardo e italiano, confronto con bambini che parlavano solo italiano, e contemporaneamente ho fatto valutazione con bambini in Scozia che parlavano gaelico, scozzese, gaelico, che è la lingua storica della Scozia, che esiste ancora soprattutto nel nord. Sì, capisco un po', però è proprio nel nord, è molto particolare. Molto particolare, è un'altra cosa completamente. Sembra più tedesco che inglese quando parlano, che è una cosa. Good morning che è buongiorno, good morning in gaelico è matin va. Figurati. È un'altra cosa, un'altra cosa. Quindi gaelico e inglese, ok? Questi bambini nel nord della Scozia, nell'isola. È un po' come il sardo e l'italiano, che sono due cose assurde, incomprensibili per gli italiani come per voi inglesi, o comunque scozzesi, il gaelico, che pur essendo una lingua tradizionale. È una lingua completamente, perché c'è anche il dialetto scozzese, ci sono 3 lingue in Scozia, perché c'è inglese, quello più formale. Vabbè, a parte che lo scozzese, io sono stato a Edimburgo, perché Michela, ti ricordi che ha studiato a Edimburgo? Sì. Io non ci capivo niente. No, parlano in un modo stranissimo. Perché, sai perché? Rimane questa pronuncia gutturale. Quando Serena mi ha conosciuto per la prima volta in Inghilterra, ti ricordi che lei era convinta che ero tedesco. Figurati. Parlando inglese. Certo. Che inglese non è la mia madrelingua. E ha detto, ma quindi tu sei tedesco, vero? Proprio tedesco. Io ho detto, ma che cosa? Un aspetto un po' tedesco, no? Eri biondo, com'eri quando avevo i capelli? Un po' biondo, sì, più bionda che scura. Sei chiaro comunque. Sì. Avevo un po' di capelli 30 anni fa, quando ci siamo conosciuti. Così, però, mamma mia. Però sì, lei era, infatti, questa cosa che fa un po' ridere, perché ci siamo proprio parlato bene nella discoteca del Students Union, si chiama, quindi dell'università, che avevano sempre un bar con le discoteche. Certo. Io avevo bevuto un po' di birra e lei ha detto, quindi tu sei tedesco, invece di negare, cosa ho fatto? Ho detto, vabbè, io ho detto, personalmente io no, ma mio papà sì, forse dopo un paio di mesi che eravamo già fidanzati, ho detto, ma dove era nato esattamente tuo padre? Io ho detto a Chilmano, perché? Ma non era tedesco, scusa, era una battuta. Che bugiardo, per fare una battuta. C'era un motivo una tattica. Ascolta, e quindi qui fai il primo anno di ricerca e poi. Allora, ho fatto e poi ho fatto una domanda per estendere queste ricerche, perché è andato bene. Abbiamo fatto una bella ricerca con collaboratori nel dipartimento di psicologia, abbiamo pubblicato in una rivista internazionale. Anche l'Unione Sarda ha scritto una relazione di questa ricerca, era online di tutti i siti, perché abbiamo trovato che i bambini bilingue sardi, scozzesi, hanno fatto
o una prestazione migliore rispetto a quelli monolingue che parlavano solo una lingua. Quindi era una cosa importante, si trova se fai una ricerca. Potrebbe così. valorare anche il discorso della protezione della lingua madre, delle nostre Esattamente, delle lingue erano molto interessati i giornali certo. qui in Sardegna, quindi hanno scritto. Poi quindi hanno esteso i fondi. Cioè sono più intelligenti i bambini che hanno bilinguismo? Non lo so, cioè apre il cervello in maniera un po' particolare se parli 2 lingue dalla nascita, perché praticamente è come andare in palestra, perché stai, nel senso, però per il cervello, se tu devi scambiare da una lingua all'altra, come ad esempio i miei figli hanno dovuto fare dalla nascita, cioè code switching si chiama. Che loro sono nati, hanno imparato l'inglese? Inglese italiano, quindi Serena ha sempre parlato in italiano con loro, sempre, io parlavo sempre in inglese. Evan, il piccolino, nato qui, però parla perfettamente l'inglese, perché io parlavo, e parlo ancora, gli parlo sempre in inglese, quindi lui mi risponde in inglese. Cioè Serena gli ha sempre parlato a tutti e 3 in italiano? Sì. A tutti e 3? Sì. Tu a tutti e 3 sempre in inglese? Sì. E quindi quando siamo insieme a cena c'è questa cosa che un genitore parla in inglese, un altro genitore parla in italiano, loro stanno facendo questo, si chiama, è una cosa, code switching, che è scambiare di codice, non lo so, loro chiamano così nella letteratura. E fra te Serena? È un po' misto. Lei ti capisce anche l'inglese? Quando è arrabbiata sempre ovviamente in italiano. Però in sardo mai? Sardo no, perché la mamma è siciliana. Figurari. La mamma è siciliana, papà parla sardo, però non ha mai parlato con le figlie in sardo. Serena capisce un po', però non ha mai parlato sardo. Il papà sì. Quando andiamo a San Vito, per la zona dove c'è ancora i parenti di Serena, parla sardo mio bella suocero. Questa cosa, mi piace molto questa cosa dello switch, che aiuta magari a essere più palestrati a livello linguistico, cioè più allenati a livello linguistico, che aiuta molto. Perché devi sopprimere la parola giusta, una lingua per parlare l'altra. Quindi devi... E lo devi fare continuamente. Sì, continuamente. Nel caso vostro che stai dicendo che Serena parla in italiano, quindi pazzesco, vabbè. Evan quindi, vabbè, anche se è nato qui, ha imparato l'inglese. Parla benissimo, anche con un accento un po' scozzese. Davvero? Sì, sì. Ci hai lavorato tu magari. Sì, ovviamente. È parte della nostra identità, perché siamo orgogliosi della come parliamo inglese. E infatti stavo dicendo prima, perché c'è inglese, come parlano gli inglesi, l'inglese, gli scozzesi, come parlano l'inglese è molto particolare, come stavi dicendo a Edimburgo, di più a Glasgow. A Glasgow l'accento di Glasgow è quasi incomprensibile, è molto particolare. Poi ci sono parole che è rimasto dal gaelico che entra nel dialetto, quindi c'è un dialetto scozzese, si può anche, cioè è conosciuto anche nel livello della comunità europea, Scots, che è scozzese vuol dire, è una lingua, io direi più un dialetto, però è una lingua. Poi ancora c'è gaelico, che gaelico non c'entra proprio nulla con l'inglese. Quindi hai fatto il primo. Come il primo che era, quando hai finito di scriverlo, avevi concluso i pensieri, le idee? Sì, era una cosa un po' particolare. Ho iniziato a scrivere blog per i miei parenti in Scozia, parenti, amici in Scozia, perché mi hanno sempre chiesto come sta andando, dimmi un po' della tua vita in Sardegna. E da lì? E io ho scritto questi pensieri e mi hanno dato un riscontro positivo, hanno detto Fraser fa molto ridere, perché non cerchi di scrivere un po' di più e fare un libro? E però l'hai fatto? Ho fatto, però dopo tanti anni, perché vabbè, dopo che ho finito con l'università, come sai tu, forse Francesco, ho iniziato a lavorare
prima come insegnante di inglese e poi insegnante di matematica a Cagliari, una scuola, il Sacro Cuore, che si chiama adesso, il Sacro Cuore è sempre esistito a Piazza Garibaldi, poi è iniziata un'iniziativa con un indirizzo che fa materie in inglese, chiama Ludum Sacro Cuore, questa scuola. Da 10 anni che sto lavorando lì, sono molto ormai contento, sì, lavoro lì come insegnante di matematica. Quindi stavo lavorando, dopo che è finita l'università ho preso un'altra direzione, però corsi di formazione che facevo, che faccio ancora. La psicologia l'hai un po' abbandonata? No, sto facendo ancora. Okay. Sto facendo ancora, infatti ho uno studio a Cagliari che faccio anche psicologia, allora faccio molto online in Gran Bretagna, perché sono iscritta all'alba professionale, sono tutto. E essere iscritto qui all'alba professionale ci vuole anche, non lo so, non lo sappiamo. Tutti i documenti che esistono nel mondo. Ho già fatto la domanda, però è impossibile. Non è impossibile, però è un processo così lungo, Madonna, così complicato. Quindi io tranquillamente sto lavorando online e vado lì ogni paio di mesi per fare corsi di formazione per psicologi, eccetera. Quindi stai lavorando online per clienti inglesi? Sì, sto facendo quello. Va bene così, sono contento. Bravo. E quindi secondo libro? Secondo libro perché avevi altre cose da raccontare? Praticamente. Sono successe altre cose. Sì, sono successe altre cose. Brexit è successo, che odio Brexit. Vero. Gli scozzesi hanno votato, noi abbiamo votato di rimanere nella comunità europea, però questi inglesi, si può dire una parola, no, parolacce non si può dire. Ho sdoganato i bambini, non è un programma per bambini. Puoi dire vaffanculo, bastardi, pezzi di merda, quello che vuoi. Vabbè, non tutti gli inglesi ovviamente, però ma scusa, voi quelli che hanno votato per uscire dall'Europa perché avevano questa idea di Inghilterra che secondo me domina il mondo. L'hanno sempre avuta. Sì, non tutti, però. No, dico a livello proprio. Sì, per storico. Storicamente sono sempre andati. Ma voi non siete, cioè la Scozia non è indipendente? O dico una Siamo semi-indipendenti. Semi-indipendenti. Sì, abbiamo un Parlamento, abbiamo un sistema legale, o come si dice, giurisprudenza, come giuridico. Si dice? Sì, abbiamo diversa dell'Inghilterra, nel senso ci sono certe leggi esistono in Scozia che non esistono in Inghilterra e viceversa. Non avete avuto la possibilità di Allora, abbiamo fatto un referendum nel 2014, purtroppo, nonostante che i sondaggi prima del giorno del referendum che hanno dimostrato una maggioranza per uscire completamente, nel giorno, non so se certi scozzesi avevano paura di essere completamente indipendenti perché c'erano queste relazioni, articoli nei giornali inglesi ovviamente dicendo se esci completamente dal Regno Unito devi pagare di più per il mutuo, la tua pensione non è garantita, no. Terrorismo mediatico. Esatto. E quindi avevano un po' di paura e ha vinto per poco, quello di rimanere nel Regno Unito invece di uscire. Sì. Purtroppo. Nonostante che il partito che ha la maggioranza, che ha il governo nel Parlamento scozzese è il partito che dall'indipendenza della Scozia, quel partito che ha il primo ministro della Scozia di quel partito, però siamo ancora parte del Regno Unito per certe cose, incluso questa cosa del Brexit, che purtroppo che hanno votato gli inglesi. Noi siamo 5 milioni, loro sono 65 milioni, quindi i loro voti ovviamente avevano più peso. Quindi stavi dicendo della Brexit, perché siamo arrivati a parlare della Brexit? No, perché del secondo libro è successo Brexit, è successo Covid, giusto. È successo anche altre cose, siamo trasferiti in una nuova casa, quindi ho iniziato il secondo libro con il primo capitolo, casa nuova, non lo so. Ho scritto altre cose, altri aneddoti, altre cose che mi hanno fatto ridere, forse anche perché ho avuto
diciamo, un po' di successo con il primo libro, che tanti mi hanno contattato, e quando esce il secondo libro io ho detto guarda, non lo so, non avevo proprio l'intenzione, però a scriverlo sì, forse mi ha dato un po' di motivazione Francesco, quando ci sono persone anche dall'altra parte d'Italia che ti scrivono. Che allora bello, io ho che parenti bello. in Sardegna, quindi ho visto il tuo libro, l'ho comprato, mi è piaciuto, e mi scrivono un'email o un messaggio, mi trovano su Facebook e mi scrivono questi messaggi. Bello. Veramente mi ha dato questo vale molto di più, pochi soldi, perché ormai non si fa libri? per soldi, No. uno deve essere Dan Brown o J.K. Rowling o non lo so, qualcuno così per guadagnare proprio dei libri, anche quelli che sono abbastanza famosi qui in Sardegna, come con Francesco Abate ho conosciuto a un festival di letteratura che abbiamo presentato i nostri libri insieme a un festival a Seramanna, Strangius si chiama. Strangius. Eravamo nella serata insieme e stavo parlando con lui, ma anche lui ha detto guarda, io sono giornalista, io faccio altri lavori, vendo bene, i suoi libri vendono bene qui in Sardegna, anche in Italia, però a fare solo quello, solo scrittore, no, non ce la puoi fare, è quasi impossibile. No, Quindi devi venderne non si fa per soldi, si fa per passione, si fa per altri motivi. Chi pubblica un libro motivi. Con una casa editrice importante, o comunque io sapevo di margini dell'1, 2, 3 euro, esagerando, ma un euro a coppia, quindi esatto, no. 100.000 coppie, 100.000 euro, ma 100.000 coppie è una quantità enorme, soprattutto oggigiorno, perché tanti purtroppo direi non leggono come altri tempi, vero? No, sono attaccati ai telefoni. Sì, uno, non si legge più come una volta. 2, c'è una quantità tanta di libri che è diventato anche difficile riuscire a emergere, se non per motivi legati a spinte editoriali importanti come festival, premi letterari, presentazioni, eccetera. Sì. E poi il discorso appunto che il costo, il libro comunque costa, certo, quando costa 20 euro di base, uno no, purtroppo sono compulsivo, io continuo a comprare libri, ne ho 4 in macchina, 2000 a casa, bravo, anch'io. Mi piace da morire leggere, però compro in maniera perché lo voglio avere voglio avere il libro in mano. Anch'io, io sono così. Noi siamo così. Io sono così. Serena adesso lei legge molto, tantissimo. Legge dal Kindle. Quando avevo compiuto 50 anni, come regalo voleva il Kindle. E lei ha fatto questo passo. Anche lei non era convinta all'inizio, adesso è convinta di questa scelta perché è leggera. Si può leggere di notte, leggera, bravo, così. Spendi meno, perché comunque costano 4-5 euro, se li vai a comprare, ma poi il PDF ne trovi, o il formato Kindle ne trovi una marea disponibili in rete. Poi lei legge molto in inglese, quindi se capita una parola che non capisce, clicca e c'è la definizione, tutto fatto. Oppure un'altra cosa che mi ha detto che è anche carino, che io sono un po' così, quando sta leggendo una cosa e poi sta pensando, mi ricordo quando è successo all'inizio del libro, voglio cercarlo, e lei fa un word search, una ricerca. Mi stai convincendo. Qual è il problema? Lei mi ha quasi convinto. È perché l'indice che ti cade il bigliettino dentro, dove ero arrivato? Sì, io sono lì 5 minuti cercando la pagina dove è successo quella invece cosa. Col Kindle si può, metti un markup e ciao, che bello. Quindi lei ha fatto questo cambio, questo switch. Io sono ancora vecchio style, cartaceo, mi piace, infatti a casa nostra è piena di libri. E infatti c'è questo problema, voglio chiedere a te, perché qualcuno mi dice, questi libri perché non li regali? Cosa te ne fai? No, però non ci riesco, della mia perché storia. Non ci riusciamo? Eppure un libro ho letto, non è che non lo riprendi mai più in mano. Io non ho mai ripreso in mano. Allora, io leggo molta saggistica, pochissimi romanzi, proprio pochi, ne avrò letto
30 nella mia vita, non di più, ma forse anche meno, moltissimi saggi, biografie, manuali tecnici, cioè saggistica. Sì. L'idea di regalare quel libro non è che lo faccio per avarizia, ma non riesco proprio. Perché non ci riusciamo a regalare quei libri? Guarda, Perché... secondo me parti di te, parte della tua storia, cioè tu ti non mi ricordo nulla di quello che ho letto. Quello sì, è vero. Cioè, lo guardo... ma allora, secondo me, sai cosa sto facendo adesso? Sto rileggendo certi libri. Stai rileggendo? Sì, no, allora... Pur avendone altri da leggere? Sì. No, vabbè, io non ci vedo. Sì, forse è un po' perverso. Beh, sì, esatto, però... Ma io soltanto, tu sei curioso sicuramente, quando compri un libro nuovo lo vuoi subito vedere, capire cosa c'è. Però certi libri che io ho scritto tipo 30 anni fa, 35 anni fa, non lo so, ho visto lì nelle scaffali, ho detto guarda, mi ricordo che è un bel libro. Non mi ricordo nulla del libro, ho ripreso, sì, è bello. Ma che cosa leggi tu? Che tipo di... diversi, allora mi piace anche, allora io per un momento sto rileggendo i libri di Donna Tartt, quella scrittrice americana che ha scritto Donna Tartt. Lei ha scritto The Secret History, questi sono i titoli in inglese. Okay. Ha scritto solo 3 libri nella vita e ha 62 anni, scrive un libro ogni 10 anni praticamente, però sono tutti di 800 pagine, però sono tutti fantastici, questi libri, sì, bellissimo. Poi Paul Auster, meraviglioso. 4321, quello era fantastico. 4321, un capolavoro di tipo che mi ha preso anche, non riuscivo all'inizio, non lo capivo, le prime pagine, perché sta succedendo sta cosa? Sì, però vale la pena, vero, bellissimo, cioè anche è geniale. quello 1000 pagine, non lo so, 800 qualcosa, sì. Bellissimo. Paul Auster grande, Ian McEwan, conosci Ian McEwan? Ian McEwan è un scrittore inglese di papà scozzese, per quello McEwan, perché Mac vuol dire che è cognome scozzese. Ok. Purtroppo è anche McDonald's, che vuol dire che quelli americani avevano le origini scozzesi. Ian McEwan è bravissimo, io l'ho conosciuto qui a Cagliari. Non so se ti ricordi il festival di letteratura che facevano qui, si chiamava Leggendo Metropolitana. Ti ricordi? Sì, benissimo. Purtroppo non c'è più. No, da quest'anno, da 2 anni forse non c'è. È una grande festival di letteratura, hanno invitato Ian McEwan, questa era prima del Covid, Francesco, quindi forse 2018, diciamo. Sicuro. E io sono andato a presentarmi con lui, dietro le quinte, per dire, guarda, sono un grande fan, mi ha accolto, abbiamo chiacchierato un po' e lui è grandissimo. Ma che ci fai qua? Sì, mi ha chiesto, io ho spiegato, lui è un grande, io suggerisco sempre i suoi libri a tutti perché è un grande. Quindi ha diversi libri. Cosa vuol dire essere uno scrittore? Se ti senti uno scrittore? Sì, anche se non è che sono come stavamo dicendo prima, di professione solo che faccio quello, però sì, no, mi sento scrittore perché se c'è gente che compra con i loro soldi qualcosa che ho scritto io e mi hanno contattato per dire che gli è piaciuto quello che ho scritto. Quello è il momento in cui uno è diventato uno scrittore? Secondo me sì, anche se a un livello, ovviamente, se intendi professionista, forse amatoriale, diciamo. Certo, siamo però quel genere lì, ma non per toglierti nulla. Ma anche tu hai scritto. Sì. Quindi anche una cosa. Però ti senti scritto? No, non mi sento no. scritto, no, non mi sento. Perché no? Perché prima perché sarei un po' troppo presuntuoso. Mi piace scrivere, quello che ho scritto mi piace molto rileggerlo, ecco, ho avuto molti apprezzamenti, ma non lo so, per essere uno scrittore probabilmente bisogna superare
non solo la quantità, ma anche una qualità di un certo tipo, una ok. complessità. Non lo so, perché ho parlato con delle scrittrici, degli scrittori, e qualcuno mi ha detto, dal terzo libro in poi posso definirmi tale. Ok, quindi devo scrivere un terzo. Bravo, scrivilo. Magari Vabbè, un sto altro. scrivendo, Che cosa? Allora, Non 2 il 3, no. allora, no, è parte della stessa, diciamo, Filone. sì, perché forse ho detto all'inizio della conversazione che purtroppo è morta mia mamma più di 3 Sì, anni me l'hai fa. detto. Sì. Quando è morta abbiamo dovuto svuotare la casa. Oh mamma mia, hai trovato un sacco Io e di mio roba. fratello, perché sì, mio fratello ha una casa più grande lì a Kilmarnock, non voleva comprarla. Io, sinceramente, per comprare la metà della casa di mio fratello, per andare lì solo un paio di volte, vabbè, adesso c'è mia figlia, questo era prima, non sapevo. Comunque, abbiamo sfottato la casa e venduto la casa, ok? Però c'erano tutti i contenuti dentro. Quantità di roba pazzesca. Dalla mia infanzia, perché io ero lì da quando sono nato, Non vi da siete quando è mai morta trasferiti? mia mamma, c'erano sempre i miei oggetti in questa casa. Soprattutto, e questa arriva alla storia, il pianoforte di mia mamma, perché mia mamma suonava il pianoforte. E Vanni Piccolo, che va al conservatorio, suona molto bene, molto meglio di Che me, bello. pianoforte. E lui aveva solo un pianoforte elettrico, è buono, elettrica. tastiera, era buono, però non era un pianoforte vero. E quindi abbiamo avuto questa idea, come trasportare il pianoforte di mia mamma qui in Sardegna. Macello. Abbiamo chiesto un preventivo Oh, dove mamma che mia. hanno voluto una cifra, Francesco, l'avete che portato? potevamo anche comprare 3 pianoforte per la stessa cifra. Quindi ho avuto questa idea pazza Di smontarlo. di andare con un furgone vuota da Cagliari in Scozia. L'hai fatto? Ho Che fatto bello. con l'aiuto di mio miglior amico bello. qui a Cagliari, Antonio, che ho conosciuto quando ho iniziato la scuola. Lui è insegnante di musica e suona anche nel gruppo musicale. Antonio, Ok. di origine di Ravenna, però anche lui sposato con una donna sarda. Abbiamo ovviamente con 2, perché ho fatto un paio di ore, lui ha fatto un paio di ore, abbiamo Certo, fatto è pesante il viaggio, mamma mia. abbiamo fatto 6 giorni 6 forse. giorni. Siamo andati lì. Ma che figata. Abbiamo bravo. messo non solo il pianoforte, Anche però altre anche cose. altre roba che io volevo dalla casa, tutti in un furgone. È tornato qui. Quindi il in viaggio Italia. vuoi raccontare? Voglio raccontare questo viaggio bravo, perché bravo. era bellissimo. Bravo, Abbiamo bravo. sempre scherzato che dobbiamo fare di nuovo, però abbiamo bisogno di un motivo. Quindi io ho detto, ascolta, l'ultima volta ho lasciato un paio di calze da mio fratello, andiamo. Però Bello. no, era veramente Bella storia questa, Sì, bravo. sì. Quindi sto scrivendo la storia di questo viaggio, sì. Va bene. Sì. Allora vedi. Dai, terzo libro. dopo quel libro posso... Sì, lo Posso- diventi a tutti gli effetti, ai livelli, cioè, io penso che sia giusto che tu ti senta come mi hai detto prima, io questa cosa che mi hai detto è importante, però diciamo che a livello anche un po' come di generale è un requisito che Sì. qualcuno dice che allora ce l'avrai, quindi potrei dire sono ufficialmente uno scrittore. Dal terzo libro. No, bravo. Abbiamo fatto 1 ora e 10. Minsega. Sforato di 10 minuti. Si può dire minsega? Minzega, sì. Come lo dice lo scozzese? Volato, Francesco. Sempre, vola sempre. E alla fine io faccio la domanda che tu forse hai già visto negli altri episodi. La domanda è, pensando alla tua vita in Sardegna, questa chiacchierata, non lo so, tutto quello che ti pare, come? Come? Come una parola, come Oh, che inizi per la A, che ti può ispirare rispetto a quello che mi hai raccontato, alla tua esperienza qui. quindi devo pensare di una parola. Diventa il titolo di questo episodio. Come? Uno scozzese in Sardegna? No, Sì, non si può. con la A. Con la A, deve essere con la A. Sì, rigorosamente con la A. Ci sono 5.200 parole sul vocabolario Allegra, toscano. si può dire? No. Allegra? No. Allegria. Allegria? No. C'è già.
C'è già. Sono 40 parole meno già. Cavoli, ma questo mi chiede così non pensavo di questa cosa. È così che funziona. Alla coatta, si dice in sardo, in cagliaritano. Come? Cosa ti viene in mente? Delle cose che mi hai detto? Una parola che ti può appartenere, una parola italiana ovviamente. Sì, deve essere italiano. No, vedi che io sono svantaggiato qui perché allora, non ho un vocabolario come te. Ti concedo una parola anche inglese tradotta in italiano. Dai, facciamo il contrario. Facciamo il contrario. Magari togliamo la traduzione, non lo so. Può capitare che capita che ci sia una parola inglese che inizia con una lettera uguale in italiano? Non sempre, però sicuramente ci sarà. Minsega, ma io sono in difficoltà. Come minsega? Te lo concedo con la M, no? No, con la M no. Dunque, cosa abbiamo parlato? Libri, abbiamo parlato di trasferta in Sardegna. Assimilazione? Assimilazione? Perché io ho dovuto fare questo per venire qua, è giusto? Sei no, adattamento. Adattamento? Già fatto? Porca miseria. Adattamento c'è già. Però qualcosa del genere. Ti sei dovuto adeguare. Adeguare? Come adeguare? C'è? Adeguare no. Adeguare. Ti va bene? Va bene. A me va bene. Questo ha senso, vero? Molto senso. Di quello che abbiamo parlato. Sì, perché abbiamo parlato, infatti io dico la parola che può avere un senso per la chiacchierata, o se no per la tua vita, o se no per le tue passioni, però l'adeguamento ti sei dovuto adeguare, adattare, adattamento c'è già, adattare, però adeguarsi, perché adattarsi e adeguarsi. Ok, sì. Due significati un po' differenti. Un po' differenti. Adeguarsi vuol dire accettare la situazione, mentre adattarsi è proprio un adattamento fisico, psicofisico. Esatto. Invece tu ti sei proprio adeguato. Più che adattato, sì. Però ci stai bene in Sardegna? Sì, molto bene. Molto bene. Veramente bene. Io non voglio tornare a vivere in Scozia. Finisce che i tuoi figli se ne vanno via, tanto ho già capito. Allora c'è Siro in America, c'è Leda in... Leda che cosa vuol fare dopo? Vabbè, Siro è già sistemato, tra virgolette. No, allora, Leda non lo so se rimarrà lì a lavorare dopo la laurea, deve fare 4 anni lì per la laurea. Poi Evan ha già parlato, il piccolo ha già parlato. Me l'hai detto di Leda? Leda? No, non ho detto, lei fa business management. Figurati, quindi è meglio che non torni qui, perché tanto non trova nulla. Evan lui sta già parlando per il 4 anno, come ha fatto Michela, vero? Michela è andata in America. Ha fatto il 4 anni in America. 4 anni in America, mi ricordo. Sì. Evan vuole fare 4 anni in Canada, perfetto. Però nella parte francese, perché vuole imparare francese. Bellino, gli serve un'altra. Quindi lui ha già l'idea di andare via. Quindi dopo potrebbe anche essere lui e voi rimanete soli qui. Sì, però Sereni mi ha già detto, forse andiamo da qualche parte. Cavoli, io mi sono adeguato qui a vivere e tu adesso vuoi andare in altro posto. Non mi rompere le scatole. È anche vero che i figli, ciao, andate, siete figli del mondo. Finito il sostentamento, basta, arrangiatevi. Comunque, ok, dai. Come adeguarsi o adeguamento? Adeguarsi? Cosa vuoi? Adeguarsi. Ma va bene quello parla come fa una persona, una situazione, giusto? L'ideale è adattarsi, ti sei adattato. Allora, adattamento è già fatto. Adattarsi. Adattarsi è un po' diverso? Sì, è un verbo. Ok. Adattarsi è un verbo riflessivo, no? Adattamento è un avverbio. Andiamo per quello. Allora. Adattarsi? Adattarsi. Ok, vinto. Se mi accetti. Certo che lo accetto, no, è giusto, è la tua parola, ti sei adattato, adattarsi, ok. Grazie Francesco, grazie salutiamo mille. Qui tutti quanti. Grazie. E attendiamo il terzo libro. Sì. Nel link metto il link di Amazon, certo, grazie. Assolutamente, grazie. E quando uscirà il terzo, magari anche il terzo, sì. Tra un annetto, 6 mesi. Sì, okay. No, sto lavorando. Ci rivediamo, ci diamo un appuntamento e richiacchieriamo. Grazie. Ciao.